buongiorno e come sempre ben ritrovati con Ore 13. Come avete visto dalla sigla, oggi siamo in versione salute. Parleremo di qualcosa di molto importante, la tecnologia quando è buona e viene applicata alla medicina. Infatti parleremo delle nuove tecniche chirurgiche sia in laparoscopia che in ortopedia. Abbiamo il piacere di avere in studio con noi Edgardo Contato, direttore sanitario dell'ULSS 5 Polesana di Rovigo. Benvenuto. Buongiorno, grazie. Anzi, sempre ben ritrovato, perché ormai... Ben ritrovato, grazie. Ecco. Ben ritrovati. Abbiamo il piacere di avere in studio con noi Giorgio Massini, direttore dell'unità operativa complessa di ortopedia di Adria, dell'ospedale di Adria, dell'ULSS 5 Polesana. Benvenuto. Buongiorno, buongiorno. E il piacere di avere in studio con noi Ferdinando Agresta, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia generale di Adria, sempre dell'ospedale ULSS 5 Polesana. Benvenuto anche lei, direttore. Buongiorno, buongiorno a voi. Oggi abbiamo un argomento molto interessante perché riguarda tantissimi interventi che vengono fatti tutti i giorni e sì, il valore umano conta molto, ma quando la tecnologia ti aiuta e ti aiuta anche ad offrire al paziente un decorso operatorio migliore, degli interventi un po' più brevi e piccole ferite, insomma uno davanti insomma un intervento dice sì, magari forse è meglio che mi affidi anche a questo. Allora, direttore Contato, parliamo della laparoscopia da un lato e dell'ortopedia con protesi dall'altro. E queste due tecniche, queste due modalità hanno permesso negli anni non solo di migliorare la vita poi del paziente, ma anche di far diminuire i costi del sistema sanitario, perché se pensiamo una volta all'intervento classico, quando non c'era la laparoscopia, insomma c'era una bella ferita con più complicazioni, nel suo caso il paziente se ne stava magari a letto 15 giorni, adesso questo sta diminuendo, è diminuito di molto. Sì, io partirei sempre come consuetudine dal benessere del paziente, del cittadino. La medicina, come abbiamo avuto già modo di dire, è un qualche cosa che è strettamente legato alla tecnologia e all'innovazione. E riuscire ad applicare con giudizio questi criteri, questi aspetti della scienza, comporta dei benefici per la società, per i cittadini, per i pazienti e anche direi per quelli che sono gli aspetti e le ricadute economiche che fare della buona salute ha per quanto riguarda la nostra regione, per il nostro paese. Qui oggi abbiamo due professionisti che vengono dall'ospedale di Adria, quindi da una struttura dell'azienda. Noi ci siamo incontrati spesso con degli operatori dell'ospedale di Rovigo, ma portare queste due eccellenze significa anche che negli ospedali di Adria, che è un ospedale SPOC, ci sono quelle tecnologie necessarie per dare delle risposte appropriate, efficaci ed efficienti ai nostri cittadini. E lì abbiamo questi due punti di eccellenza dove con gli interventi laparoscopici e applicando nuove metodiche sulla chirurgia protesica, in particolare anche ginocchio, riusciamo a dare risposte rapide e soprattutto benessere agli utenti. Come diceva lei, un intervento per la colecisti comportava una settimana, 10 giorni di degenza con disagio e naturalmente anche costi e rischi per il paziente e questo naturalmente non esiste più. E anche quindi la concezione nuova dell'ospedale, che non è un ospedale che deve avere tantissimi posti letto e magari poca tecnologia, un ospedale deve avere tanta tecnologia, tante competenze, il giusto di posti letto e di procedure per dare delle risposte ottimali. E quindi insomma negli anni questa cosa l'abbiamo vista, si è verificata, poi come diceva il direttore Contato, anche meno stai in ospedale, tra virgolette, meglio è perché ti ammali di meno, ti prendi meno malattie perché le infezioni da ricovero poi dopo... Uno dei rischi è, appunto sono le infezioni ospedaliere che noi dobbiamo combattere e poi ci sono anche quelle questioni legate alle infezioni, la selezione dei microrganismi resistenti agli antibiotici, quindi queste problematiche che purtroppo una volta, ma proprio per questioni oggettive, erano messe in secondo piano perché quello che si poteva fare era quello lì. L'intervento sull'anca prevedeva l'ingessatura magari e con un disagio enorme, con delle
anche ricadute per il contesto di vita della persona devastanti, e invece oggi è una prassi per cui nel giro di quasi ore la persona è in grado di essere restituita al proprio stile di vita, con un'enormità di vantaggi per tutti, in particolare per chi ha la necessità di subire questo intervento. Senta, adesso ne vado dal collega, però mi piace riflettere su una cosa. Ci sono circa in Italia 400.000 interventi in laparoscopia, direttore Contato, si fanno 4 interventi in laparoscopia su 10, cioè è ancora in Italia una tecnologia che copre solo il 38,5 degli interventi a livello nazionale, mentre se andiamo in realtà come le vostre o in realtà insomma, del nord, è una tecnologia che ha preso piede, non so, alcuni interventi coprono ad esempio il 70%, poi dipende. Ma perché secondo lei non decolla? Cioè voi vi siete impegnati molto? Perché bisogna abbinare le cose, tecnologia e competenza. Perché se non hai la tua competenza, la tecnologia non puoi affrontare nemmeno il problema. Se non hai la competenza corri dei rischi notevoli, perché diciamo, queste macchine potenti devono essere affidate nelle mani di persone che sappiano guidarle. Si ricorda quello spot, la potenza è nulla senza il controllo, siamo Sì, a questi livelli qua. Allora, veniamo al nostro Ferdinando Agresta. Intanto, ricordiamo, stiamo parlando di laparoscopia, perché le persone la confondono magari con la laparotomia, che invece riguarda il restante 60% degli interventi. No, perché magari da casa c'è un po' di confusione. Sì, allora la differenza è la laparotomia vuol dire incisione, vuol dire taglio. Invece la laparoscopia vuol dire entrare in cavità addominale attraverso degli strumenti particolari e quindi di poter vedere senza dover fare il taglio. Se mi permette, lei prima ha parlato, enfatizzato un po' il concetto di estetica, e anche estetica, ma non soltanto estetica, anzi forse l'estetica è l'ultimo dei motivi per cui si fa questo tipo di chirurgia. Chirurgia che è un approccio diverso, ma le regole sono le stesse, precise, identiche. Non facciamo qualcosa di diverso, lo facciamo con un approccio diverso. Come se lei invece che andare... Un approccio mini-invasivo. Un approccio mini-invasivo. Il concetto è rispettare l'integrità umana e lavorare dentro la cavità addominale in questo caso, quindi rispettare quello per esempio che è il concetto di temperatura, che è fondamentale, il concetto di umidità, per cui i nostri visceri hanno bisogno di essere a una certa temperatura e una certa umidità, che è fondamentale insomma, per questo tipo di lavoro. Senta, è nata alla fine degli anni, diciamo, la diffusione alla fine degli anni 80, poi negli anni 90 ha preso questo piede e poi si è modificata nel tempo. Allora, secondo i dati statistici della vostra associazione, dice che il 70% delle colicistectomie viene fatto proprio con questa tecnica, cioè ci sono con questa tecnica delle indicazioni privilegiate, giusto? Certo. Perché altrimenti si va in laparotomia. Ecco. Noi usiamo un termine in tutta la branca medica che si chiama gold standard, cioè vuol dire il riferimento d'oro. E per quanto riguarda la colicistectomia, il gold standard è l'approccio laparoscopico. Sottolineo non soltanto in elezione, ma particolarmente anche nell'urgenza. Il gold standard è l'approccio laparoscopico e adesso pian piano si sta estendendo a tutte quante le altre patologie addominali, perdoni se risottolineo, in elezione che in urgenza, perché poi se dopo avremo occasione il concetto del diagnostico della laparoscopia che molti di noi ci dimentichiamo. Perché noi pensiamo sempre alla diagnostica per immagini, ma questa è la diagnostica live. Allora, diciamo che purtroppo oggi non esiste una diagnostica preoperatoria che ci dà una certezza al 100% di quello che noi troviamo. È ovvio che ci avviciniamo, parliamo di immagini radiologiche di laboratorio. Tenga conto che è molto importante anche il paziente con cui noi ci relazioniamo. Faccio un esempio, ecco qua, stiamo vedendo delle immagini. Bambini, come in questo caso, che mi dispiace che non sta vedendo, questo è un bambino di 8 anni. Bene, non si preoccupi, perché noi abbiamo è un bambino di 8 anni che è entrato qua in ospedale con una diagnosi assoluta di appendiciti acuta. Quindi non c'era nessun dubbio, 8 anni, la clinica, il laboratorio e anche l'ecografia, cioè la diagnostica. Bene, siamo entrati in laparoscopia, abbiamo trovato una cosa rarissima e io sono papà e ringrazio Dio di aver fatto l'accesso laparoscopico perché mi ha permesso di trovare, intanto quando sono entrato ho trovato sangue dappertutto, sai,
bambino di 8 anni rimane un pochettino colpito. Perché, e ho trovato questa, vede questo grembiule, si chiama aumento, che si era torto su se stesso e aveva sanguinato, aveva irritato e dato la sintomatologia tipico dell'appendice. Se fosse entrato con l'approccio laparotomico avrei avuto delle grosse difficoltà, intanto a diagnosticarlo e poi a dover intervenire in un bambino di 8 anni. E questo ricordiamo è importante. Noi stiamo vedendo, sì, dottore, il dentro, però magari se c'è qualche immagine, se non lo so, perché una persona si immagina sempre quest'area, come si prepara intanto una allora, persona? Mm. noi abbiamo, c'è anche un filmato che lo facciamo vedere, abbiamo delle cannule, il termine tecnico si chiama trocar, con cui noi riusciamo ad entrare e creiamo una cavità virtuale che già esiste, quello che nella donna viene occupato dall'utero durante la gravidanza. Io scherzo sempre dicendo che faccio una gravidanza di 9 mesi in 30 secondi. Abbiamo dei particolari macchinari che ci permettono di poter fare, rispettando alcune regole, le regole vanno sempre rispettate, e quindi noi creiamo questa cavità e in questa cavità riusciamo a muoverci. Abbiamo sempre minimo 3 accessi, perché un accesso è per i nostri occhi, che è una telecamera, e gli altri 2 accessi sono per la mano di destra e la mano di sinistra, e poi anche per chi ci aiuta potremo mettere degli accessi in più e ci permette di poter vedere tutta la cavità addominale. Questa è una cosa estremamente fondamentale, quindi, e di muoverci all'interno con estrema tranquillità e con quell'esperienza che poi pian piano si acquisisce con il tempo. Allora, abbiamo visto e abbiamo capito che si tratta di un intervento che poi viene modificato, insomma, dura a seconda delle emergenze, delle situazioni, però è un intervento, insomma, che si sta standardizzando, possiamo dire questa parola, cioè nel senso che comunque è molto collaudato, ecco, la casistica. Assolutamente ecco. sì, assolutamente. Lì dove viene fatto è una questione un po' se mi permette anche il direttore, un po' di mentalità. È la mentalità di dire: io entro con una telecamera per vedere, per capire, e poi mi comporto di conseguenza. Noi usiamo un termine che abbiamo mutuato un po' dal cattolicesimo, cioè da conversione. Ecco, questo per esempio è una colecisti, ecco, come viene fatto con uno strumento da 5 mm. Le regole sono le stesse, io farei lo stesso intervento se lo facessi con l'approccio laparotomico. La differenza è che così uso 3 trocar da 5 mm, quindi se dovessi sommare i tagli 1,5 cm, se dovessi fare un taglio, dipende poi anche dal soma della persona, per esempio su di me dovrei fare un bel taglio di almeno 15-20 cm. E il problema non è l'estetica, tagliare vuol dire alterare quella funzionalità per esempio della meccanica respiratoria. Ora, in un paziente anziano, ne vediamo tanti di urgenza in un paziente anziano di colecisti, alterare questa meccanica vuol dire poi provocare dei problemi a livello di respiro e che non vanno assolutamente bene, che sarebbe assolutamente da evitare. E poi ricordiamoci sempre che la pelle è il nostro primo organo di difesa, l'organo più esteso del nostro corpo, meno lo tagliuzzi, meno gli fai problemi, perché poi dopo i batteri infidi. Non solo, c'è poi quella reazione da parte quando noi violiamo l'addome, per qualunque motivo, si formano quelle banderelle che si chiamano aderenze. Ora, anche se non è proprio così, ma c'è una proporzionalità fra incisione e numero di banderelle che si vengono a formare, anche se anche la laparoscopia le vediamo, ma estremamente di meno. Banderelle vuol dire che poi possono alterare per esempio la meccanica intestinale, provocando degli strangolamenti al nostro intestino e al suo funzionamento. E poi dopo deve intervenire d'emergenza, chiaramente. Quindi la laparoscopia si va sulle aderenze post-operatorie di una laparoscopia. Favoloso. Allora, io devo andare in pubblicità, poi torniamo, ci spostiamo su un'altra tecnologia che ci riguarda tanto, perché noi invecchiamo molto, bene, vogliamo fare tutto e di più, poi ogni tanto l'acciacchetto al ginocchio, il gomito, la spalla e il ginocchio, poi diventiamo come la donna bionica, l'uomo bionico che vedevamo negli anni 70 e 80. Torniamo dopo la pubblicità. Eccoci qui ancora in Veste Salute, stiamo parlando di tutte queste tecnologie che aiutano a vivere meglio il paziente, a lavorare meglio il medico. Allora, contato, abbiamo sentito quanti sono i vantaggi della laparoscopia, perché sono tecnologie sui quali bisogna investire. Voi avete investito molto, perché creare poi dei centri di eccellenza, insomma, bisogna anche avere il coraggio, no? Ma no, ma è inevitabile perché, come abbiamo avuto già modo di dire, la medicina è uno di quegli settori, quel bene, dove se tu non investi, e qui va dato atto alla nostra regione che sta investendo tantissimo, se tu non investi non riesci neanche a ottenere quei risultati, sia in termini di salute che la nostra regione oggi sta raccogliendo, ma anche in termini economici, e anche questi sono risultati che la nostra regione sta raccogliendo
che poi fanno sistema, fanno bene comune, quindi un ottimo servizio a un costo giusto per dare delle risposte che sono in sintonia con i tempi. Questa è la medicina. Magari nel caso della protesi d'anca o del ginocchio, pensiamo a un certo punto la persona arriva e c'è un risparmio anche sui fans, su tutte le complicazioni, allora, perché magari si distrugge lo stomaco, poi bisogna fare la laparoscopia. Cioè, voglio dire, è una triangolazione perfetta. Esatto, uno dei vincoli che la nostra regione ci pone come direzioni è quello di operare l'anziano nel più breve tempo possibile, entro 48 ore. Ma non è che sia una fisima dell'assessore o del direttore della regione, ma è un'esigenza clinica, perché abbiamo visto che se un anziano rimane lì a lungo va incontro a tutta una serie di complicanze, per cui oltre a non ottenere un beneficio clinico abbiamo anche dei costi in termini di costi ospedalieri diretti, ma anche di costi sociali che sono enormi. Quindi l'investire lì non è spendere, è proprio investire e portare a casa degli enormi vantaggi e benefici per tutta la collettività. Lo sa bene il nostro Giorgio Massini, direttore dell'unità operativa complessa di ortopedia di Adria, sempre dell'US 5 Polesana. Io sorrido perché penso, no, più o meno ogni anno in Italia ci sono circa 200.000 interventi relativi all'impianto di protesi, 100.000 all'anca circa, 85.000 al ginocchio, 15.000 tra spalle, gomito e caviglia, e in una fascia di età compresa poi a seconda delle varie necessità, insomma tra i 60 e i 75, insomma così. Ma tutti sti arzilli, ma che vita sportiva, che vita di lavoro, cioè vuol dire che gli italiani lavorano molto, lei si è fatto questa idea? Sì, l'idea è proprio quella che ci consumiamo, dottore? Ci consumiamo e dobbiamo fare in modo che questo consumo sia vicariato poi un giorno da un'eventuale possibilità di sostituzione di un'articolazione che può essere anca, ginocchio o spalla. Io mi riallaccio al discorso che aveva fatto prima il dottor Contatto sul risparmio, che l'unico risparmio che io considero francamente molto buono è in ortopedia, se non altro, è proprio quello del risparmio del tessuto. Il tessuto, noi, con la mini-invasività che va tanto di moda, ci consente poi di capire che un accesso chirurgico fatto rispettando il più possibile il corpo umano, come il dottor Agresta prima ha detto, è fondamentale per dare il minimo impatto, diciamo, chirurgico proprio al paziente. Significa risparmiare strutture periarticolari, significa risparmiare l'osso, significa risparmiare sangue, e questo, diciamo che così, nell'economia anche non solo della sanità ma anche del paziente è fondamentale. Io mi ricordo quando ho iniziato studi, specialità di ortopedia, c'era il motto grande taglio, grande chirurgo. In realtà si è visto poi piano piano che questa cosa qui si poteva anche migliorare. Siamo arrivati ad avere degli accessi francamente poco invasivi, mini-invasivi o a risparmio di tessuto, che ci consentono di posizionare una protesi su 8-10 cm massimo di taglio cutaneo, ma non è tanto il taglio della cute quanto proprio l'accesso che permette di separare i muscoli, di risparmiare inserzioni muscolari, di evitare nervi e quindi di mettere e di allocare la protesi, che deve essere messa nel modo corretto, quindi sono tutti accessi che consentono comunque un posizionamento corretto della protesi, per consentire poi di vicariare l'articolazione. Senta, allora lei ci ha portato una serie di immagini, perché poi una persona quando viene da lei, quando gli antidolorifici non funzionano, le terapie, la camera iperbarica, perché si tenta di tutto e di più, perché chiaramente uno fa un percorso anche di 2 mesi in camera iperbarica, non ottiene miglioramenti, è chiaro che a un certo punto si fa una scelta. Quando una persona quindi arriva da lei, voi dovete fare una sorta di, gli inglesi dicono customizzazione, cioè dovete capire che tipo di protesi deve andare ad indossare, chiamiamolo così, è giusto? Questo è un lavoro sartoriale anche è un lavoro sartoriale, spesse volte noi abbiamo la possibilità di avere addirittura dei template, cioè delle maschere particolari che in digitale su una radiografia ci consente di capire qual è la protesi o il modello di protesi che più si adatta a un'articolazione. Questa è una sezione? Questa è una protesi, un cotile, diciamo, la parte che va agganciata all'articolazione del bacino. Sarebbe la testa
sarebbe diciamo così, l'acetabolo sì, nuovo, e queste qua sono le protesi di ultima generazione, ma parlo di ultima generazione, ma in realtà sono protesi collaudatissime, noi non facciamo sperimentazione, però sono protesi che permettono di agganciare l'ultima parte, la parte più prossimale del femore, cercando di risparmiare, come dicevo prima, l'osso. Ecco, vedete, c'è una traccia, diciamo così, della protesi a risparmio di collo, che è quella più piccolina, e quella che in realtà dovrebbe essere lo spazio occupato da una protesi normale, diciamo così, che si vede a livello dell'immagine. Queste protesi hanno la possibilità non solo di risparmiare tessuto, ma di fare in modo di abbassare l'età in cui può essere fatta una protesi. Perché ci sono molti casi ultimamente, no, di persone, un po' perché davvero hanno fatto una vita tanti sportivi, e si arriva ai 45, perché a 45 anni l'età incomincia a sorgere il dolorino all'anca. In realtà si parla di questi pazienti che ti vengono a domandare, mentre una volta si cercava di procrastinare il più possibile l'intervento, ti vengono a domandare di risolvere il problema perché non riescono più a giocare a calcio, oppure perché non riescono a portare... Non è che dopo che hanno giocato, può andare a giocare subito a calcio. Facciamo un piccolo accenno, ecco. Perché noi non lo consigliamo, però nel 2018, nel 2019, con la tecnologia che abbiamo, noi non possiamo pensare di fare una protesi per consentire al paziente di andare a giocare a carte al bar. Noi dobbiamo pensare che se la tecnologia, come diceva il dottor Contatto, c'è, e c'è la possibilità, e c'è anche una certa manualità chirurgica, secondo me noi non possiamo, diciamo così, prescrivere al paziente lo sport, ma un'attività sportiva è fondamentale per mantenere tono muscolare, per mantenere vitalità e per consentire poi di finalizzare l'intervento stesso, insomma. Allora, lei ci ha portato una serie appunto di immagini in cui si vede anche l'inserimento della protesi, perché solo una volta con questa sega dovevate andare a tagliare il femore, non era, insomma, voi cercate proprio di risparmiare il tessuto osseo e che l'osso integrazione sia importante. Poi si sentiva sempre parlare di protesi cementate, non cementate, voi come lavorate? Dunque, tendenzialmente adesso la protesi di primo impianto nell'elezione, cioè nell'artrosi dell'anca o nella necrosi, è di solito in titanio. Noi usiamo moltissimo il titanio perché è quello che consente un'osteoconduzione maggiore, un inserimento primario e un'integrazione secondaria molto più efficace. La protesi cementata esiste ancora, è più facilmente usata nell'anziano, nel fratturato, perché consente poi di tirarlo su, tra virgolette, dal letto il più velocemente possibile. Nel caso che vediamo in fotografia e in radiografia, questo è un caso particolarissimo, nel senso che sono molto affezionato, perché è uno dei primi impianti di protesi a risparmio di collo di un signore di 40, a quel tempo aveva 39-40 anni, che è sportivo, lui era un tennista e che adesso si è riclassificato a tennis dopo il primo caso del 2009, bilaterale, ed è fondamentale perché ancora adesso lui aveva detto vorrei tirare qualche calcio al pallone con mio figlio, in realtà si è riclassificato a tennis per il CUS, per cui fondamentalmente è quello lì l'obiettivo, cioè migliorare le performance chirurgiche per migliorare poi la vita del paziente. Senta, anche in questo caso, come in laparoscopia, c'è una preparazione, è un intervento, ci sono dei criteri da rispettare, perché non è che uno arriva e dice insomma bisogna avere sempre buon senso. Certo. Allora il paziente viene ovviamente individuata la protesi ideale e poi inizia. Poi c'è tutto un sistema di preparazione, di valutazione, il rischio operatorio è fondamentale, non possiamo piantare una protesi così tanto per fare. Ci sarà la selezione del paziente che consente anche di capire quali possono essere le metodiche, per esempio un'anestesia più o meno locale o generale, e la possibilità poi di capire, di finalizzare l'intervento anche per la vita futura del paziente stesso. Senta, ma è vero che sono più le donne, cioè per alcune patologie tipo l'anca? Oppure, sì, direi che clinicamente la storia è quella che l'incidenza maggiore è nel sesso femminile. Però devo dire anche che nell'ultimo periodo sarà che, ripeto, la parte del lavoro più faticoso oppure una preponderanza che una volta era della femmina viene a essere anche compensata spesse volte da un certo numero di maschi che fanno. Insomma, quindi si sta avvicinando la par condicio sulla sostituzione. Par condicio, sì. Par condicio. E in par condicio noi andiamo in pubblicità, poi torniamo subito dopo con Luce 5 Polesana. A dopo.
Eccoci qui sempre con l'US5 Polesana e con tutte queste tecniche che ci permettono di vivere meglio e di lavorare, vivere in sicurezza. Abbiamo sentito prima, direttore Agresta, che ci sono delle indicazioni per questo tipo di intervento, però è la curiosità, perché uno nell'immaginario sei sempre con questo pancione, il medico che va ad operare, ma con cosa riempite la pancia? Allora, abbiamo dei gas particolari, fondamentalmente l'anidride carbonica, a temperatura corporea, questo è fondamentale perché dobbiamo rispettare sempre l'integrità e la funzionalità del corpo. Gonfiamo pressioni prestabilite, in genere sui 12 mm di mercurio, ma pian piano stiamo scendendo perché la laparoscopia c'è bisogno che ci sia un team che lavori intorno. Il team non è soltanto il chirurgo, ma è anche chi lo aiuta, lo strumentista, è fondamentale anche l'anestesista, quindi questa joint venture è fondamentale, anche perché mentre la parotomia con il taglio, il campo operatorio veniva visto dal chirurgo e al massimo di chi lo aiutava, adesso tutti vedono tutto. E quindi e questo è importante, perché anche quando viene chiamato, ecco per esempio questo qui, un intervento, sì, che se non erro, di un appendice, sì, che viene fatto in un bambino, quindi che si entra dentro per poter poi, una donna, chiedo scusa, quindi per quel concetto di diagnosi, eccolo qua, sì, questo è un appendice fatto in una bambina, adesso mi ricordo perfettamente, la classica appendice, no? Che un tempo i nostri maestri dicevano, io ma in 1 centimetro riesco a fare tutto quanto di taglio. Noi poi scherzavamo parlando dal centimetro delle svirgolate, cioè che dal centimetro piano bisognava allargare perché non si vedeva, il chirurgo non vedeva, adesso invece tutti vedono tutti e quindi c'è una massima, ecco, e questo qui, questa cannula, che vedete il trocar di cui parlavo prima, ed è quello che ci permette di entrare dentro e di poter far entrare il gas per gonfiare la cavità addominale e di poter far entrare poi all'interno questi strumenti che sono quelli che ci permettono di poter manipolare poi e di fare le stesse regole. Ecco, questa è una classica appendice, proprio una classica appendice con strumentario da 5 mm. Pensate un po'. Ecco, poi anche la posizione, perché è ovvio, su una bambina, quindi su una donna, cerchi di pensare al futuro. Di pensare al futuro, ecco. Ed è fondamentale perché, per esempio, ecco, parlavo prima delle aderenze, lei immagini su una donna le aderenze, le problematiche anche a livello di fertilità. Sì, futura, poi, giustamente, assolutamente che vengono a essere portate, quindi che sono fondamentali. Senta, vedendo questa immagine, lei diceva cerchiamo in qualche modo di essere proprio sempre meno invasivi, io pensavo al vecchio intervento di calcoli, no? Sì. Cioè l'apertura da un osso fino a sotto il cuore con 50 punti, le graffe. Sì. Ne ha fatti di passi, poi essendo anche un intervento piccolo si parlava prima del rischio minore delle infezioni, questo conta molto perché poi nel post operatorio ognuno fa per sé, perché ognuno ha risponde. La rettività è del singolo, però è vero che abbiamo notevolmente accelerato i tempi di ripresa. Il concetto che ho detto prima, rispettiamo l'integrità, l'intestino rimane nella propria cavità, un po' come un bambino dentro l'utero della mamma. Oggi il progresso della medicina nel campo neonatale di intervenire nell'utero della mamma è una cosa che noi facciamo, estrapolando un po' il concetto, rispettando l'integrità, quindi noi lavoriamo in quell'ambiente naturale, concetto di temperatura e di umidità, quindi vuol dire ripresa funzionale immediata. E quindi davvero permette un intervento che tu prima stavi 7 giorni in ospedale quando andava bene, il giorno dopo o al massimo in 2 giorni di poter andare a casa e di riprendere la tua vita normale. I punti, ma è il concetto con la qualità di vita che è fondamentale. Non è più, noi prima si parlava di outcome, cioè voglio ottenere un risultato, il risultato è la guarigione. Sì, io voglio ottenere il risultato della guarigione, ma dandoti il rispetto della tua qualità di vita che deve essere fondamentale, ci deve essere nel modo più assoluto. Senta, poi dopo ci dice come esce l'anidride carbonica, perché ce lo dirà, però perché la gente a casa dice sì, ma poi da dove esce, perché insomma, chiaro, e la curiosità è tanta, e quindi abbiamo la laparoscopia sia come diagnostica ma anche proprio terapia, giusto? Perché è questo che è l'approccio, quindi in seduta stante si può capire cosa c'è, in seduta stante si può intervenire, questo è un grande vantaggio. Sì, è fondamentale perché come diciamo prima, la diagnostica ci permette il 99% dei casi di sapere quello che noi troviamo, però in alcuni casi, nelle urgenze, particolarmente in 2 sottogruppi di pazienti che sono i bambini, perché non collaborano, quindi non ti sono di aiuto, le persone anziane che molto spesso mimano
o cercano a sminuire la gravità di quello che loro hanno, per cui tu hai un sospetto, però non riesci a capire perfettamente la gravità di quello che loro hanno. Quindi specialmente questi due estremi, che sono gli estremi più importanti poi per tanti motivi, è fondamentale. Quindi termino, completo l'atto diagnostico e nello stesso tempo immediatamente faccio l'atto chirurgico, rispettando sempre le stesse regole. Questo vale anche per le patologie oncologiche, per esempio. Certo, la laparoscopia oggi è fondamentale, si pensi per esempio purtroppo ai tumori del colon e del retto. Oggi come oggi in Italia stiamo cercando di implementare il ricorso alla chirurgia laparoscopica, in altre nazioni arriva al 40-50%. Siamo alla Gran Bretagna, mi viene in mente, 15 anni fa era dietro per interventi laparoscopici all'Italia, ora l'ha superato e si colloca sul 60-70% degli interventi laparoscopia in maniera diciamo omogenea, quindi forse bisogna anche trovare il professionista, bisogna acchiapparlo, vero direttore, bisogna dire vieni qui perché poi dopo tutti... ritorniamo al solito discorso. Il cacciatore di teste. Occorrono, sì, ma i cacciatori di teste, di abilità. Qui abbiamo il dottor Massini che fino a un mese fa circa lavorava a Ferrara. Quindi lei attraversa il Po a Ferrara. Sì. È uno dei concetti anche che la nostra regione propone è quello di rendersi competitivo rispetto alle altre realtà, ma in una logica di crescita, per fare in modo che proprio i cittadini abbiano il meglio che le condizioni possono generare. In questo caso l'opportunità proprio anche nella programmazione nella nostra azienda, dove abbiamo la necessità di avere questi settori, il settore della protesica, l'attenzione, la nostra popolazione è una popolazione anziana, quindi tolto le situazioni, direi, che stanno diventando più frequenti, ma mi verrebbe da dire quasi eccezionali, del giovane che va soggetto a questo intervento, ma noi avendo una popolazione anziana prevalentemente dobbiamo dare una risposta, questo tipo di risposta nel miglior modo possibile. Il dottor Massini ci ha dato l'opportunità di, in un certo senso, colmare questo deficit. Dove finisce l'anidride carbonica? Questo è importante perché la gente a casa dice sì, devo sottopormi magari perché ho questo, perché poi la varietà di interventi ha un ventaglio molto. Dove finisce l'anidride carbonica? Rimane lì. Non è che succede come con le bevande gassate? No, assolutamente no. Diciamo questi trocar, cioè quelle cannule che abbiamo visto prima, hanno delle valvolette che sono bidirezionali, permettono sia di entrare ma anche di far uscire l'anidride carbonica. La minima quantità, proprio minima, che poi rimane, perché per quanto noi riusciamo, aspiriamo mai il 100%, rimarrà un 1%, pian piano viene assorbita dal peritoneo e viene poi attraverso il sangue eliminata, ma senza provocare alcun danno, questa è la cosa principale. Però noi alla fine aspiriamo tutto e svuotiamo completamente, quindi... il tappo. Sì, proprio. Se dovessimo fare, togliamo il tappo per poter assolutamente dare integrità anatomica che c'era anche prima. Lei ci ha portato veramente tante immagini, video per farci capire quanto dura mediamente un intervento. Varia. Vabbè, però diciamo... assolutamente, questa era l'appendice di prima che stavamo vedendo, assolutamente varia. Tengo conto, per esempio, quello che è un paragone rispetto alla laparotomia, che si toglie tutti quei tempi che sono di incisione, che poi quindi vuol dire di apertura della pancia, ma anche di chiusura della pancia, che sono dei tempi che molto spesso non durano più dell'atto chirurgico. Un appendice del genere, diciamo, un quarto d'ora, 20 minuti. Con il taglio ci deve aggiungere almeno altri 10-15 minuti solo per fare l'incisione e per chiudere l'incisione. E questo poi lo porti per tutti quanti gli interventi chirurgici che devono essere fatti, con tutte le conseguenze. Ma l'altro problema, sentivo che prima si parlava, no? Che l'incisione chirurgica cosa fa? Provoca un danno su un tessuto e quindi con la laparoscopia non si fa questo danno, tutte le ernie che si vengono a formare sulle incisioni, i famosi laparoceli, che poi vuol dire che in un futuro qualcuno ci dovrà ritornare sopra per riparare quel difetto che è stato creato dall'uomo per motivi assolutamente giusti, ma che è stato in qualche modo creato. Quindi è importante. E fin qui siamo sulla laparoscopia. Ci spostiamo dal dottor Massini, no? Abbiamo visto tutte queste protesi, la domanda è:
diciamo negli anni 70, quando sono cominciate a fare queste protesi statistiche, ti dureranno 10 anni. Quanto dura una protesi? Bella domanda, non siamo indovini, non c'è Mago Telma, sì. Però un'idea se la sarà fatta 20 anni, 25, la tratto bene, corro poco. Io dico sempre che quando impianto una protesi spero sia anche l'ultima volta che ci torno su quella protesi, nel senso che vorrei andare in pensione e quelle persone che non avessero quel problema. La cosa fondamentale è la tecnologia, cioè noi abbiamo a disposizione delle protesi che sfruttano una tribologia, cioè un accoppiamento tra la testa, diciamo così, le parti mobili, che ci consente di aumentare la possibilità di vita della protesi stessa. La tribologia ci permette in alcuni casi addirittura di avere dei mezzi polietilene oppure in metallo ceramizzato, delle componenti appunto che si muovono all'interno dell'articolazione, che sono testate anche a 25-30 milioni di cicli, cioè significa a 25 anni usura zero, e sono codificate dalla FDA, dalla Food and Drug Administration americana. Questo significa che cosa? Che se ben impiantata una protesi ci vuole sicuramente una buona mano, sicuramente ci vuole un buon rispetto da parte del paziente della protesi stessa, ma ci vuole anche la possibilità che questi accoppiamenti ci consentano una vitalità più lunga possibile. Questo è un caso... Allora, di questo caso io chiedo anche l'aiuto alla regia, ne parliamo dopo la pubblicità, perché così non lo interrompiamo. Ritorniamo dopo la pubblicità col dottor Giorgio Massini, a dopo. Eccoci qui di nuovo col dottor Massini. Eravamo rimasti suspense con quelle 3 immagini che non sono della donna bionica, che abbiamo visto tutte dell'uomo bionico. Sono immagini di protesi di ginocchio, anche queste qua in un particolare accoppiamento che viene chiamato Verilast, che è un accoppiamento tra un polietilene ad altissima densità e a bassissima usura e un metallo ceramizzato che è l'oxinium, che va benissimo anche per l'impianto nelle persone allergiche ai metalli, perché c'è anche quella problematica da tenere presente. Nelle loro versioni di primo impianto e versioni di revisione, questo ci permette di arrivare anche a questo tipo di protesi, questo modello, ma non solo il modello, insomma il tipo di protesi di ginocchio ha delle performance eccezionali per quanto riguarda anche il movimento, perché ripeto, adesso bisogna anche stare molto attenti all'età del paziente. Giustamente ci sono dei settantenni che fanno attività sportiva ad altissimo livello, vanno a sciare, vanno a correre, ti richiedono poi alla fine dei conti, non dico c'è gente che ti chiede mi piacerebbe tornare a ballare come una volta, per cui se noi abbiamo, ripeto, un'associazione tra tecnologia, mano chirurgica, possiamo anche dire così, e la tribologia, cioè l'accoppiamento delle parti mobili, direi che anche lì si parla di gold standard, anche quello lì potrebbe dare dei buonissimi risultati. Senta, in tutta sincerità, visto che poi comunque tutti vogliono fare tutto, vogliamo ritornare alla nostra vita di prima, sportiva, non sportiva, passione no, meglio l'intervento d'anca o del ginocchio per poter tornare alla propria vita futura? Dunque sì, io ho una mia... Sinceramente, ma io ho una mia personale visione, ecco. Sì, io sono convinto che l'anca è ben coperta da muscoli, non vedi difetti di asse, diciamo, e compensa meglio un eventuale piccolo insuccesso. Il ginocchio è nella parte più bassa dell'Italia, è quasi nella parte bassa della penisola e quindi è soggetta molto di più a stress meccanici perché è più abbandonata, è meno coperta da muscoli e credo che alla fine dei conti se dovessi avere un problema io preferirei essere operato di anca piuttosto che di ginocchio. Però quando uno si opera deve anche mettere in conto che deve insomma fare il bravo, non è che possa aprire fare andare a 90 gradi, adduttori interni, esterni, no, si deve dare una calmata. Quali sono diciamo, i gradi che può raggiungere, che non potrà più fare, perché ci sarà a un certo punto qualcosa che insomma, la rinuncia si fa. Si può fare tutto? Posso fare la spaccata come Heather Parisi? Sì, allora direi che la condizione che noi abbiamo raggiunto, che è quella di cercare di mimare il più possibile le performance di un'anca normale, dobbiamo partire da questo presupposto. L'uso, ripeto, dei materiali, quindi con teste a grande diametro,
una volta si impiantava quelle solamente di 28 mm di diametro, adesso siamo arrivati al 32, al 36 o addirittura ai testoni cosiddetti, ci consente di fare in modo che l'impianto di una protesi con questi meccanismi ha un ampio range di movimento che simula spesse volte l'anca normale, senza le complicanze possibili, che la prima e la più importante, quella che più spaventa il paziente, della lussazione, cioè della perdita di rapporti articolari. Allora è sempre, torno sempre al problema: se io rispetto l'anatomia, rispetto i muscoli, rispetto, diciamo così, anche l'apporto di strutture tipo le strutture che stanno intorno all'articolazione, e metto nelle condizioni di recuperare il massimo del movimento con diciamo così, con delle teste che consentono questo movimento, direi che non esistono limitazioni. Il quanto pesano queste protesi? Dipende, sulle mini protesi che pesano qualche etto, proprio appena appena, c'è qualcuno degli impianti della revisione o quelli che vanno a sostituire proprio addirittura dei segmenti di femore pesano abbastanza, insomma. Questo è importante. Senta, a un certo punto, quindi aveva fatto intervento, il paziente dice: signorino, non aspettare il tè perché è ora che ti alzi e che tu te lo vada a prendere, in un certo senso, quindi un po' con non so, prima le stampelle, poi magari col bastone, cioè, qual è il tempo di ripresa, se si può stabilire? Noi abbiamo indicativamente calcolato che intanto la mobilizzazione è immediata, cioè appena l'anestesia periferica termina, il paziente può già muovere autonomamente oppure con i meccanismi passivi tipo il Kinetec l'articolazione. Una verticalizzazione e quindi la possibilità di riprendere poi il carico avviene subito nei giorni successivi. Spesse volte in terza giornata il paziente è già in grado di essere autonomo per quanto per l'ambulatore, a seconda poi del progetto riabilitativo, e in ottava giornata, settima ottava giornata può già iniziare a fare le scale. Se noi abbiamo questa cadenza, noi abbiamo raggiunto un buonissimo, senza forzare nei tempi, perché dopo ci sono anche quelli che forzano, c'è tutto un processo fanno peggio. Sì, no, ma parlavo anche da un punto di vista riabilitativo, esiste tutto il percorso della fast track che consente di abbassare ancora, ma diventano poi anche degli esperimenti un pochino che in questo momento aspettiamo a fare. Insomma. Ma quindi cos'è logico? Aspettarsi un recupero a 6 mesi, a 8 mesi? Ma di solito ai 2 mesi secondo me già uno è assolutamente autonomo, poi c'è qualcuno che ci mette qualcosina in più, qualcuno che ci mette qualcosa. Poi dipende anche molto dal tipo di attività lavorativa che uno fa, perché se uno raccoglie francobolli l'autonomia è molto più veloce a prendere, se uno va è un muratore diventa un pochino un problema più di tempi un pochino più lunghi. Insomma. Può fare tutto dopo? Io direi di sì. Qual è lo sport che non si può fare? Mi dica la verità. Ma gli sport di contrasto conviene poi non farli, però io ho avuto dei pazienti che sono tornati a sciare, che sono tornati a fare tiro sportivo dinamico, che sono tornati a giocare a tennis, noi non glielo consigliamo, ma lo fanno? Lo fanno. Vabbè, dopo magari si fa la revisione. Esatto, abbiamo le armi anche in quel caso. La revisione, perché qua bisogna tirare per le orecchie, e dopo dicono, ma io, però figliolo prodigo, tu hai fatto, insomma, un uso non proprio del mezzo che ti è stato fornito, perché bisognerebbe metterci una telecamera dentro e capire cosa cavolo sopportano queste articolazioni. Senta, una cosa importante che emerge in entrambe le specialità è la tecnologia sicuramente, ma è il lavoro di equipe, il team, direttore contatto. Questo è fondamentale. Ma è chiaro questo, in particolare sull'area ortopedica, quando il dottor Massini diceva il fare acquisire autonomia, mettere in piedi 3 giorni, così, lì è tutto un lavoro fatto con il fisiatra, con i fisioterapisti e la persona acquisisce autonomia nel più breve tempo possibile quando questi supporti sono messi a disposizione, anche questi nel più breve tempo possibile. Anche qui gli interventi che a volte vedono limitazione per settimane con questa modalità, stando a quello che si diceva, 3 giorni già una persona comincia ad avere una sua autonomia, 8 giorni fare le scale vuol dire che è già stato impostato un processo e un progetto riabilitativo e anche per questo a volte non c'è neanche bisogno di stare in ospedale. Perché magari tocca fare più fatica, tra virgolette, sport, movimento, riabilitazione all'ospedale, cioè vedo di tornare a casa che mi sta un po' più tranquillo. Sì, esatto, è proprio così e magari evita anche occasioni di contagio con altre patologie. Quindi questi sono i nostri obiettivi.
E questi, poi dopo c'è una puntatina, poi torno dal dottor Agresta, questo acido ialuronico ci serve per diventare più belli e più giovani o serve anche in giro? Cioè... Serve anche per mantenere un pochino più vitali le articolazioni. Noi abbiamo un'esperienza abbastanza importante che ho avuto la fortuna di trovare anche qui all'ospedale di Adria, dove sfruttiamo le possibilità, diciamo, le capacità viscosuppletive di tipo meccanico e lubrificanti, quindi l'articolazione, e le capacità anche biologiche, tra virgolette, sempre dell'acido ialuronico, con le infiltrazioni che vengono fatte all'anca o al ginocchio, all'anca in ecoguida e al ginocchio a mano libera, che consentono proprio di capire se questa articolazione ha ancora voglia di stare al mondo per conto suo oppure ha bisogno di un aiutino chirurgico, insomma. E questo è importante. Senta, dottora Grassi, io devo andare a chiudere, però molto importante, la sua attività, voi fate molti interventi? Cioè, quanti ne fate? Mediamente? Allora, in un anno sono circa 1000 interventi. 1000 interventi, sì. E quindi è un'attività importante, quotidiana? Importante ed è costante, perché abbiamo l'elezione e poi abbiamo anche l'urgenza. L'urgenza vuol dire che non sai quando cominci, non c'è sabato, non c'è domenica, non c'è notte per noi quando c'è l'urgenza. Se siete bravi la gente vi chiama, no, non è che uno può dire no, ma questo è... Però lei spera che in un prossimo futuro sia un tipo di metodica che vada a soppiantare totalmente... Ma no, non io, la tradizione. ma lei, insomma, in generale, nel nostro ambiente chirurgico è questo il concetto che noi vorremmo stressare, anche perché ne vediamo in maniera scientifica i vantaggi di questo tipo di approccio. Per cui da una mentalità personale, il concetto che dicevo prima, adesso diventa una mentalità scientifica che è confermata, tanto confermata, lei cito prima l'esempio dell'Inghilterra. Il problema è che l'Inghilterra, che dietro di noi, era al 20% di interventi a laparoscopia, è passato al 60% perché è tanto evidente che la politica nazionale ha dovuto dire bisogna fare in questo modo. È chiaro. E quindi questo ha cambiato totalmente, perché ci sono delle evidenze scientifiche ormai che non puoi fare in maniera diversa. Poi magari c'è anche qualche paziente che dice, sente, programmati, dice, dottore, mi faccio questi 3 forellini e non esiste che poi mi sgarri. La gente è informata adesso, poi naturalmente usano delle terminologie sbagliate, insomma, vabbè, come questo, ma la gente è informata come è giusto che sia. E pretende, e all'ULSS Polesana trova pane per i suoi denti, visto che pretende, trova il giusto. Cerchiamo di fare il nostro dovere, lo facciamo noi come direzione, lo fanno i nostri professionisti che ci danno la possibilità di garantire un buon servizio per la nostra comunità. Ecco, allora noi abbiamo finito, spero che torneremo presto, direttore, su questi argomenti, perché secondo me la gente da casa potrebbe aver tanto bisogno di parlare con i nostri esperti. Se possiamo essere utili anche per aumentare un attimo le conoscenze in ambito sanitario, in un modo facilmente accessibile, comprensibile, per noi è una soddisfazione, è un servizio che facciamo per la nostra comunità, ma visto la diffusione anche di questa emittente, anche per le chi è nel Trentino Alto Adige, chi è nel Friuli Venezia Giulia, insomma, siamo a disposizione con le famose tre Venezie live, e poi su internet con tutti i vari nostri sistemi, dappertutto, siamo capillari a noi di Antenna 3. Io ringrazio davvero molto Edgardo Contatto, direttore sanitario dell'ULSS 5 Polesana, per essere stato con noi. Grazie a voi. Ringrazio davvero molto Ferdinando Agresta, direttore dell'unità operativa complessa di chirurgia generale di l'ospedale di Adria ULSS 5 Polesana. Grazie a voi. E ringrazio davvero molto Giorgio Massini, direttore dell'unità operativa complessa di ortopedia di Adria ULSS 5 Polesana, che ha svalicato dal Po e è andato qua. Ha fatto benissimo. Noi torniamo domani, arrivederci.